Sassari, a detta di molti, è un'oasi felice per quanto riguarda lo sport. Effettivamente, a guardare quelle che saranno le premiazioni di stasera in questa kermesse dedicata alle benemerenze del CONI 2019, c'è davvero da stare molto soddisfatti. In rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru, uomo di sport, l'abbiamo detto fuori onda e lo ridico perché so benissimo quanto sei affezionato a tantissime discipline, non solo quelle specifiche del calcio, del basket, della nostra città. Un buon segnale soprattutto per i giovani, Maurilio. Ottimo, direi, io non lo dico certo oggi, per me Sassari è la città dello sport, quindi oggi non è nient'altro che la conferma di quello che diciamo. Lo sport che può essere un volano importante per il rilancio di una città che comunque ha tantissimi problemi e non ce lo nascondiamo certo oggi, ma davvero questi sono segnali importanti perché attorno allo sport c'è il coinvolgimento, c'è la condivisione, c'è la voglia di stare assieme, quindi molto spesso si mettono da parte i problemi e si pensa a divertirsi, no? Perché poi lo sport è divertimento, usciamo dai livelli professionistici molto importanti che vedono Sassari per esempio nel basket a livelli che tutti noi conosciamo, ma quanti sassaresi fanno sport ogni giorno, da quelli che fanno la corsetta la mattina fino a quelli che poi la sera vanno in palestra e frequentano lo Stadio dei Pini, c'è tantissimi. Sassari ha davvero tra l'altro un livello importante rispetto al numero dei cittadini e al numero dei risultati ottenuti a livello sportivo. Qui ci sono degli studi che fanno veramente Sassari primeggiare sotto questo punto di vista. Quindi le difficoltà certo ci sono, ci vorrebbero più strutture, ci vorrebbero più manutenzioni, queste cose poi per chi sta in amministrazione le conosce bene. Però giornate come queste fanno in modo di rivederci, di stare tutti quanti insieme, di stare tutti uniti, di pensare che lo sport è salute ma è unione, condivisione e tutti assieme possiamo anche sfruttare lo sport per dare nuova fiducia e nuovo slancio a un territorio che ha, ripeto, i suoi problemi ma che attorno agli eventi sportivi poi sa stringersi. Diceva Jack De Vecchi, sport e vita. Sassari dal punto di vista sportivo ha dato tanto a questo campione che ormai è sardo d'adozione, sassaresi addirittura d'adozione. La cosa importante dal punto di vista dell'amministrazione è il fatto che voi conosciate bene quali sono le problematiche legate agli impianti sportivi. L'impiantistica è forse l'unico tallone d'Achille che però, vista l'abnegazione di tutti questi atleti, di queste società, di questi dirigenti, i grandi sacrifici poi portano dei risultati davvero eclatanti. Certo, è chiaro, io capisco le difficoltà, ripeto, ci sono, mi metto, capisco no, l'assessore e il sindaco che si trovano quotidianamente a cercare di sbrogliare condizioni di difficoltà. Poi è chiaro che davanti a emergenze chiaramente no, si cerca le risorse, poi sono quelle, la coperta è corta e si cerca di privilegiare prima aspetti che magari in questo momento possono sembrare più importanti. Ma l'attenzione allo sport è costante, lo sport è quotidiana, i nostri bambini da piccoli vengono avviati alle discipline sportive, sono sempre di più, vedono la TV ma vedono non gli atleti nei loro impianti sportivi. Da questo punto di vista Sassari può crescere ancora tantissimo e io spero che nei prossimi anni si possano dare anche segnali in questa direzione. Grazie Presidente. Grazie a voi.